Telespettatori siciliani, ben ritrovati con il nuovo appuntamento di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Appuntamento domenicale su Sesta Rete in diretta la domenica a partire dalle 19, in replica alle 23:10 e in replica anche domani, lunedì, a partire dalle ore 10. Siamo in onda anche su altre televisioni che ripetono appunto la nostra trasmissione. Voglio sottolineare TRA di Aciriale, compresi anche chiaramente i paesi e Tennei, in onda il lunedì a partire dalle ore 16, su Prima TV per Giarre, Taormina e buona parte della costa ionica, in onda il lunedì alle 14, Teleradio Ciclope Bronte per quanto riguarda la zona di Adrano, Biancavilla, Bronte e buona parte anche dei paesi e Tennei, in onda il lunedì sera alle ore 21 ed infine per quanto riguarda le province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, grazie a TVR Xenon di Caltagirone. Ricordati dunque le emittenti che ripetono il segnale di penalty, diamo subito un saluto alla nostra prima penaltina. Buona domenica a tutti. Ben ritrovata anche per te dopo la festività di Sant'Agata. Pronta naturalmente tra poco a darci i risultati del campionato di interregionale, di eccellenza e anche di promozione. Andiamo subito a salutare l'altra zona della nostra, del nostro programma, l'altra zona della zona VIP. O la zona out. La zona VIP. In postazione internet Luca Barbagallo, ciao Luca. Internet che fa le bizze stasera. Il segnale sarà un po' difficoltoso, ciao, però diamo sempre gli indirizzi però. Sì, chiaramente potete mettervi in contatto con noi attraverso la nostra mail, penalty@libero.it, chiaramente penalty per come lo vedete lì, oppure attraverso la pagina Facebook che è Programma Penalty. Quindi basta cercarci su Facebook, questo grande social network, e troverete anche lì le nostre foto, le nostre... E possono fare anche lì in quel caso delle domande. Potete chiedere tutto quello che volete, tranne l'Iban che chiaramente non ve lo possiamo. Benissimo. Salutiamo nella zona salottino di penalty subito il nostro primo ospite, ovvero Salvo Arcidiacono dell'Associazione Allenatori. Sì. Ciao Salvo, grazie intanto per aver accettato il mio personale invito, perché dovrai parlarci di molte cose. Allora, innanzitutto grazie a te Ettore per l'invito, perché andremo a trattare qualche argomento. Sì, che è stato trattato la settimana scorsa. La settimana scorsa tra il nostro calcio dilettantissimo. È vero. Io naturalmente prima voglio portare i saluti del nostro consigliere nazionale Roberto Bellomo, del nostro presidente regionale Pino Ebisso, nonché del nostro grande presidente Renato Marletta, che salutiamo tantissimo. Ti ho invitato oggi perché la scorsa settimana insomma ci sono stati alcuni momenti di dibattito dedicati interamente ad una situazione abbastanza ingarbugliata su alcuni allenatori che lasciano e prendono altre panchine, quindi una gran confusione che noi oggi vogliamo chiarire con l'associazione allenatori. Ci mancherebbe altro, giusto. E insieme al nostro Salvo Arcidiacono chiaramente il saluto va a Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Un saluto a tutti voi e telespettatori. Il nostro solito commentatore del campionato interregionale e anche del campionato di eccellenza che segue insieme al nostro Gianluca Barbagallo. Allora, parliamo subito dell'interregionale, lo facciamo dando parola alla nostra Lorena che ci dà il quadro completo dei risultati e la relativa classifica del campionato di Serie D regionale, il girone tutto siciliano. Lorena. Ad Aciriale Messina 0-1, a Caltanissetta Nissa Adrano 0-2. A Noto Batti Pagliese 0-1. A Nola Nubla San Felice Cittanova rinviata. Alla Mezzia Terme San Biase Licata 2-1. A Vallo della Lucania Serie Alburni Nuova Cosenza rinviata. A Reggio Calabria Valle Grecanica batte Palazzolo per 2-1. Ad Acri Sant'Antonio Abate rinviata. E a Reggio Calabria Interreggio Sport Marsala rinviata. Allora l'Interreggio non ha giocato ma continua sempre comunque a rimanere in vetta nella classifica siciliana del campionato di interregionale. Diamo il quadro e lo fa come al solito la nostra Lorena. Al primo posto troviamo Interreggio con 41 punti, segue Adrano 35, Palazzolo 34 punti, Batti Pagliese 33. Nuova Cosenza 32 punti, Marsala 31, Acri, Nubla San Felice, Licata e Messina 30 punti, Serie Alburni 29, Noto e Sant'Antonio Abate 25 punti, Aciriale e San Biase 23, Valle Grecanica 21,
Cittanova 19 punti, ultima in classifica Nissa con 16 punti. Ricordiamo Messina 7 punti di penalizzazione, Acireale, Acri, Battipagliese, Cittanova, Interreggio, Nuova Cosenza, Nubla San Felice, Sant'Antonio Abate, Serri Alburni, Marsala, una partita in meno. Insomma, parecchie sono le partite ancora da recuperare. Parliamo subito con il commentatore ufficiale del campionato di interregionale, parliamo con Carmelo Puglisi. Intanto una brutta notizia, la Ciriale ha perso lo scontro importante con il Messina, che comunque continua ancora a sperare magari di rientrare nella rosa ristretta di quelli che andranno a fare i play-off. Carmelo. È una brutta notizia anche perché per le cronache che arrivano dal Tupparello è una sconfitta immeritata. La Ciriale nell'arco della partita ha preso gol subito con il difensore, tra l'altro ex di turno, Cocuzza, poi nell'arco della partita ha creato 6-7 palle gol anche abbastanza limpide. Il Messina di fatto non si è più reso pericoloso dopo il gol e quindi per quello che è stato l'andamento della partita la squadra di Gardano meritava il pareggio, per questo la sconfitta brucia ancora di più. E vabbè, pazienza, comunque bisogna continuare a sperare perché l'organico mi sembra abbastanza competitivo e non credo che questa sia una squadra che possa insomma trovarsi nelle zone di retrocessione, cioè io credo che comunque abbia le qualità per riuscire a fare sicuramente punti al più presto e tirarsi fuori dalla mischia. Questo sulla carta è vero, Ettore, però se andiamo a rivedere risultati e classifica bisogna tenere conto di un dato, intanto dei risultati, intanto che le giornate stanno passando e quindi c'è sempre meno tempo per recuperare. I risultati di oggi ad esempio penalizzano un po' la Cireale perché nessuno si poteva aspettare la vittoria del Valle Greganica sul Palazzolo, sì. E se non vado errato anche il Sambiase oggi ha vinto e ha raggiunto in classifica la Cireale, quindi i risultati di oggi sono fortemente sfavorevoli. Io volevo soffermarmi un attimo sul risultato a sorpresa di questa giornata, che è la vittoria appunto della sconfitta più che altro del Palazzolo, sì, contro il Valle Greganica. Oggi per il Palazzolo di Galfano era importantissimo vincere. Peccato. Perché il fatto che l'Interreggio non abbia giocato per via del maltempo, sì, poteva avvicinare la squadra retusea alla vetta, anche psicologicamente. Noi lo vediamo anche con i campionati professionistici, anche se chiaramente le classifiche lasciano il tempo che trovano, sono squadre che devono recuperare 2 o 3 partite, però psicologicamente portarsi avanti, anche se la classifica è passata, sarebbe stato importante. L'Interreggio non ha giocato, però insomma la distanza con la seconda è considerevole, credo che non dovrebbero esserci quasi più problemi ormai per la squadra reggina. Alla luce dei risultati di oggi. Alla luce soprattutto dei risultati di oggi. Mentre si fa avanti quasi a sorpresa Ladrano, no? Cioè bella che vittoria, si piazza al una bellissima, posto. quella di oggi è una bellissima vittoria. La Nissa oggi si giocava una delle residue speranze di agganciarsi al treno play-out, invece Ladrano sta mantenendo il suo passo e la squadra di Pippo Strano gioca con grande tranquillità. Sì, sa che le chance di arrivare al primo posto sono realmente poche, sa che comunque nei play-off in un modo o in un altro ci entrerà, quindi la squadra sta giocando con una scioltezza ammirevole. È serena. È la condizione migliore questa per giocare, per impostare il proprio gioco. Con Salvo Arcidiacono dell'associazione allenatori volevo un attimo chiudere il discorso dell'interregionale, dove comunque regna lo stesso problema per tutte le altre categorie, pochi soldi e quindi insomma budget limitati per cercare di fare squadre competitivi. Sì, guarda, colgo l'occasione per ringraziare il direttore Marino perché proprio col corso di allenatori che è terminato da poco siamo stati ospiti della Cireale Calcio. E devo essere sincero, parlavamo con Marino del budget della Cireale Calcio. Si parla, dice che la Serie D ci vuole tanti soldi, eppure la Cireale ha pochi soldi eppure riesce a fare un calcio ottimo. Peccato che oggi abbia fatto un risultato negativo, ma anche per l'analista del nostro professore che è consigliere professore Bianchetti, nome storico chiaramente degli allenatori siciliani, ci mancherebbe. A proposito di allenatori siciliani, allora parliamo della discussione che abbiamo tirato fuori 7 giorni fa. Un problema sorto perché molti allenatori si sono ritrovati in nuove panchine e ciò insomma è contro il regolamento. Certo. Allora faccio una premessa. Quest'estate, il 10 agosto, c'è stato un comunicato 52 che è stato devastante in un certo senso per quanto riguarda noi dell'Associazione Allenatori, dove ci ha spiazzato totalmente, ed è il comunicato che ha fatto la Lega Nazionale Dilettanti Contavecchio, dove prevedeva che non c'erano più gli allenatori in prima, seconda, terza categoria, vabbè, non è normale, e più juniores regionali.
Questo giustamente ha spiazzato l'associazione perché il presidente Tavecchio ha anche tolto l'obbligo del contratto, ma solamente l'obbligo di un piccolo rimborso spese. Questo ha dato alito alle società di prendere maggiore forza e quindi di fare quello che vogliono con gli allenatori. Questo però non significa che gli allenatori possono fare quello che vogliono. Anche perché gli allenatori hanno un albo e hanno soprattutto un regolamento. Allora, gli allenatori hanno anche un regolamento che è l'articolo 38, l'articolo del trotto del settore tecnico, il regolamento del settore tecnico, che sono preclusioni e sanzioni. Io tra l'altro ho portato qui sia i commi sia uno che due per essere preciso. Sei sempre un passetto molto preciso, non vorrei ti conosco sbagliare, anche per questo. Perché l'allenatore non può fare, dopo che è stato tesserato presso una società in campionato in corso, andare in un'altra società a svolgere qualsiasi tipo di mansione, non può fare nulla. Anche perché facendo l'allenatore è iscritto ad un albo e non può comunque tesserarsi per la stessa società per altre mansioni. No, no, assolutissimamente. Anche l'allenatore, un allenatore qualsiasi, non può né tesserarsi come dirigente, anche se non fa l'attività di allenatore, non può tesserarsi come dirigente, tranne che chiede la radiazione dai ruoli. Benissimo, questo famoso loro ruolo allenatore-giocatori, diciamolo pure, non esiste. Non esiste. Perché in molti lo fanno, Sì, molte sì. società vengono spesso e volentieri a trovarsi con un allenatore-giocatore, non è fattibile. Diciamolo pure, chi non lo sa adesso lo deve sapere. Lo deve sapere. Tra l'altro la nostra associazione, quindi il presidente Bino Abisso in primis, abbiamo preso una posizione, ma non una posizione perché l'associazione allenatori calcio non è un organo di controllo, voglio precisare questo che molti magari non lo sanno. Certo. Non è un organo di controllo, ma è un organo di tutela degli interessi sportivi, professionali, morali ed economici degli allenatori dilettanti e professionisti. Chiaro. Naturalmente molti magari ci hanno mandato qualche messaggino, perché noi siamo anche su Facebook col Sì. sito nostro, su Facebook, ci hanno mandato qualche messaggino. Se qualcuno purtroppo non denuncia questi fatti, ma si nasconde dietro al dito dicendo "ah, ma questo allena qui, questo addirittura c'è un prestanome qui", noi dell'associazione non possiamo fare nulla. Dovete denunciare. Se noi ci mandate un fax o un'email, io addirittura personalmente che gestisco il sito dell'AIAC ho aperto un'email segnalazioni@aiaccatania.it oppure un numero di fax 095 888 0107 dove qualsiasi allenatore che ha visto l'altro allenatore che era precedentemente tesserato in panchina o in tribuna che dice quello che vuole, che non lo può fare, anche se noi, devo essere sincero, io personalmente ho visto qualche partita e ho visto qualcuno di questi, io faccio anche nomi e cognomi senza alcun problema, da Gaetano Mirto a Aiello a Cacciola, e parlo delle squadre blasonate da un certo punto di vista, ma blasonate che di blasonate non hanno Perché poi tra nulla. l'altro c'è anche il fatto che spesso e volentieri le società non hanno neanche una responsabilità oggettiva su questo. No, purtroppo questo è un fatto che l'associazione combatte, ma fino a un certo punto, perché la FIGC dovrebbe prendere una posizione, cioè la Lega Nazionale Dilettanti e quindi in primis Morgana, anziché incrementare con i numeri, ci vuole la qualità, non la quantità. Abbiamo E detto voi come associazione, diciamolo pure, insomma, dovete essere, e lo siete, in prima linea per cercare di far sì che il regolamento esiste e va rispettato, sia per quanto riguarda l'albo che per quanto riguarda... Sì, Gianluca. Sì, senza polemica, per cortesia. Assolutamente no, volevo ci mancherebbe. semplicemente ricordare che un certo Roberto Mancini ha allenato in Serie A la Fiorentina, certo, e non senza poteva essere farlo, allenatore di calcio. non poteva Però, farlo. quindi lì non si è scandalizzato nessuno. Però ha chiesto la proroga, Non ha importanza, non era un allenatore di calcio, non lo poteva fare, lo ha fatto in Serie A, non in eccellenza né in terza categoria, violando tutte le regole. Lì tutte le associazioni allenatori, tutte le associazioni comunitarie, tutte le associazioni umanitarie hanno taciuto. Attenzione però Gianluca. Adesso io non voglio difendere, questa è una regola sbagliata. Però sottolineiamo una cosa, parliamo di calcio dilettantistico, perché nel calcio professionistico sai benissimo che esistono tantissime altre cose. Giusto per restare nel nostro ambito, credo che questo sia un vezzo vecchio quanto il mondo. Cambiamolo. Allora, ristabiliamo le regole. Secondo me, per esempio, è sbagliato che un allenatore che ha allenato in promozione non possa allenare in eccellenza. Alla fine sono due campionati differenti. Per cui, però sai, così come in Inghilterra non esiste questo vincolo della panchina, cioè si può allenare tranquillamente. Noi abbiamo delle regole qui in Italia. Però sai, ci vuole anche chi ti dà l'opportunità. Purtroppo queste opportunità sono poche, perché poi si verificano questi fatti dove magari ci sono circa 3.200 allenatori liberi, tra cui per esempio Ettore è un allenatore, io sono un allenatore. Ti voglio dire, mi piace allenare, però io metto anche tra virgolette una cosa, visto che ormai se ne parla di tanto, io purtroppo non ho sponsor, quindi ci sono anche questi fattori di allenatori. Un altro tasto e qui Carmelo mi guarda e un po' dice è vero. Guarda, scusami Ettore che ti interrompo ancora, purtroppo la dignità
non la vai a comprare né in farmacia né al mercato. E su L'uomo questo- è uomo, su quindi questo- se non hai dignità, personalità e rispetto nei confronti di tutti gli altri associati e dei tuoi colleghi, Certo, è finita. è vero. Carmelo, vuoi dire qualcosa su questo e poi chiudiamo questa parentesi? Io credo che ci sia poco da aggiungere, che avete già detto tanto. Voglio solamente dire che questo però è la punta di un iceberg, è l'aspetto di un problema che è molto complessivo. Noi ci troviamo di fronte a un cambiamento epocale del calcio dilettantistico che per troppo tempo si è vestito i panni di calcio professionistico. È un po' come si dice, perdonatemi l'espressione gretta, il maiale che si mette lo smoking. Bravo. Ha fatto il calcio professionistico È vero, senza è vero, su poterlo questo è essere. vero. Adesso non c'è più un euro e i nodi stanno venendo al pettine. E la vicenda degli allenatori, secondo me, è sintomatica di tutta questa storia. questa discussione. Benissimo, allora Salvo, sappi che Penalty è una finestra per l'associazione allenatori, quindi quando volete fare qualche comunicazione, porte aperte. Io Ettore ti ringrazio perché credimi, in questo calcio dove purtroppo si parla, no purtroppo, è la nostra realtà, si parla solo di Catania ed è un orgoglio per la nostra città, Certo. però che tu hai fatto questa trasmissione che cura gli interessi nostri del dilettantismo e ci dai l'opportunità di parlare di queste cose che tutti non lo fanno, ma tu, come ho letto anche su Facebook per Sì, gli inviti, sì. è un calcio che dice Tutto- la verità e non si infatti, nasconde dietro a non si nulla, nasconde è dietro. una cosa È ottimale e vero. per questo noi ti ringraziamo a nome mio e a nome dell'associazione. Senz'altro, quindi a porte aperte per l'associazione allenatori e mi raccomando, allenatori, rispettiamo i regolamenti perché i regolamenti sono la base anche di una professionalità. Certo, Sotto questo certo. punto di vista Non ci non togliamo niente a nessuno dicendo questo. Ringraziamo Salvo, noi Grazie. ci fermiamo, adesso c'è la pubblicità, tra poco rientreremo in studio e parleremo del campionato di eccellenza. A tra poco, dopo la pubblicità. Eccoci rientrati in studio, dopo la pubblicità abbiamo messo da parte il campionato di interregionale, anche la presenza di Salvo Arcidiacolo, quale rappresentante dell'associazione allenatori. Un saluto particolare va al presidente dell'associazione allenatori della provincia di Catania, naturalmente Renato Marletta. E adesso subito Lorena perché parleremo del campionato di eccellenza, però un attimo prima dobbiamo salutare il nostro ospite, il ben ritrovato a Cosimo Montalto che ormai è diventato quasi un ospite fisso in trasmissione, Buonasera, anche buonasera a perché eravamo curiosi di sapere com'è finita a Vittoria, cioè adesso è ritornato tutto, cioè spiegaci in 10 secondi. Allora, ti posso dire che l'unica certezza è che oggi abbiamo giocato E avete vinto, ok, Quindi basta, è poi sufficiente, è sufficiente. Allora parola adesso a Lorena che ci dà subito il quadro dei risultati del campionato di eccellenza Girone A. A Trapani, Valderice, Acragas 2-1. A Ribera Alcamo 3-1. A San Giovanni Gemini, Città di Terrasini, rinviata. A Casteltermini, Atletico Campofranco, Camarat 0-1. A Castellammare del Golfo, Castellammare, Mazzara 1-1. A Monreale, Audace, Parmoval 5-0. A Palermo, Palermitana, Riviera Marmi 0-3. E a Castelvetrano, Folgore, San Cataldese 1-1. Il Ribera, vincendo lo scontro diretto, a questo punto vola sempre di più verso il campionato di interregionale. La troviamo in testa con ben 48 punti. Prima in classifica Ribera, 48 punti. Segue Alcamo e Camarat, 42. Acragas, 40 punti. Atletico Campofranco, 37. Riviera Marmi, 36 punti. Audace, 34. Mazzara, 32 punti. San Cataldese, 29. Valderice 27 punti, Parmoval 24 punti, San Giovanni Gemini 23, Castellammare 21 punti, Folgore 19, Città di Terrasini 12, ultima in classifica troviamo Palermitana con 3 punti. Ricordiamo Città di Terrasini e San Giovanni Gemini con una partita in meno. Allora il Camarat, vincendo fuori casa, a questo punto raggiunge l'Alcamo in seconda posizione. Diamo adesso lettura invece del quadro della prossima settimana per quanto riguarda il campionato di eccellenza Girone A. Abbiamo Mazzara contro Campofranco, Ribera Audace, San Cataldese Castellammare, Città di Terrasini
Chiarasini contro Folgore Selinunte, Acragas Palermitana, Alcamo Riviera Marmi, Parmoval San Giovanni Gemini ed infine Camarat contro Valderice. Diamo subito parola al nostro commentatore di eccellenza, parliamo con Carmelo. Questo girone, a questo punto il Ribera con questa vittoria, insomma, probabilmente, dico probabilmente, ha messo quasi una promozione in cassaforte. Il Ribera scappa, ha messo la promozione in cassaforte. Oggi era, oltre che essere lo scontro diretto, era anche la prova un po' la prova del 9, per vedere se il Ribera è veramente la squadra più forte del campionato. Il campo ha detto che è veramente la squadra più forte del campionato e tra l'altro, così spulciando il prossimo turno, ha un impegno difficile il Ribera, ma ce l'ha ce lo ha anche la più diretta inseguitrice l'Alcamo, quindi ormai il campionato ha preso dei binari ben consolidati. Di questo turno dobbiamo sottolineare anche la seconda sconfitta consecutiva per il Campofranco, che ha perso con il Camarat. Benissimo, a questo punto io credo che siamo curiosi di vedere cosa succederà fra 7 giorni, forse avremo ancora il quadro ancora più completo per quanto riguarda questo girone, no? Che dici Carmelo? Sì, probabilmente. La prossima settimana sì. Sarà un turno che ci darà un quadro sicuramente più dettagliato. E infatti il Ribera col Monreale, che questa settimana ha vinto largamente con il Parmonval ed è un'ottima squadra. Ecco, volevo sottolineare anche la bella vittoria quest'oggi del Riviera dei Marmi, che con la vittoria in Coppa la squadra di Filippo Cavataio si è molto galvanizzata. Oggi ha vinto... la Coppa l'ha vinta l'Aula. Sì, dopo la finale, volevo dire, perdonatemi il lapsus, ha ottenuto una bella vittoria comunque con la Palermitana, è una squadra in salute. Benissimo. Infatti Riviera Marmi domenica va ad Alcamo e potrebbe essere la prova del 9 per la squadra. Questo è vero. Se non vince domenica. Ci siamo, mettiamo da parte adesso il girone A e parliamo del girone B, quello che ci riguarda un po' più da vicino, anche perché abbiamo un ospite che è molto contento. Hanno vinto 7-0 con l'Enna, quasi ormai retrocesso però Cosimo, Direi retrocesso. Diciamo pure retrocesso. Allora, quadro completo dei risultati con la classifica e poi li commentiamo naturalmente insieme anche a Gianluca Barbagallo. A te Lorena. A Mister Bianco a Cicatena 1-1. A Ragusa batte Comiso 3-0. A Catania, Atletico Catania 2 Torri 1-0. E a Vittoria, Città di Vittoria batte Enna 7-0. A Capodorlando, Orlandina Modica 1-1. E a Messina, Città di Messina, Real Avola 1-0. A Caltagirone, Aquila Caltagirone, Taormina 1-1. E a Lentini, Leonzio, Tre Cassagni 1-3. L'accoppiata in testa continua a fare il vuoto alle sue spalle, sia il Città di Messina che il Ragusa vincono e continuano sempre il duello testa a testa per la vittoria di questo girone. Lorena. In testa troviamo Città di Messina e Ragusa con 57 punti. Segue Real Avola 37 punti. Due Torri e Città di Vittoria 36. A Cicatena 32 punti. Orlandina 29. Taormina 28 punti, Mister Bianco 27, Tre Castagni 25 punti, Modica 24, Comiso 23, Atletico Catania 21 punti, Aquila Caltagirone 18, Leonzio 7, ultima in classifica ancora Enna con 2 punti. Ricordiamo, Aquila Caltagirone e Atletico Catania 1 punto di penalizzazione, Leonzio 2 punti ed Enna 6 punti di penalizzazione. Anche per questo girone diamo adesso lettura del tabellino della prossima settimana e lo facciamo subito ricordando che abbiamo Tre Castagni contro Atletico Caltagirone, Ragusa Atletico Catania, Enna Città di Messina, Taormina Città di Vittoria, Due Torri Leonzio, Real Avola Mister Bianco, Comiso Modica ed infine chiude il tabellino Aci Catena contro Orlandina. Allora, subito una battuta con Gianluca che come al solito segue da vicino l'Atletico Catania, tra l'altro dovremmo avere anche delle immagini nel frattempo che ci dai diciamo il quadro di questa partita che comunque è stata una partita importante, è stata una battaglia, sono stati 3 punti pesanti per l'Atletico, fondamentali. Quasi in doppia. Ecco, stiamo vedendo le immagini, una partita giocata in un campo, quello di Montepo, che continua a migliorare anche se non sembra.
però il controllo del pallone resta sempre precario. Una squadra di Due Torri che è una buona squadra, tecnicamente superiore all'Atletico, un Atletico che questa settimana finalmente ha potuto schierare 5 seniores, chiamiamolo così, i vari Sapienza, Crisafulli, Gianguzzo, insomma, sono rientrati all'ovile. Colonna, sono rientrati e comunque la loro presenza Certo, si è indubbiamente è chiaro, è fatta logico. sentire. Una gara maschia combattuta su ogni pallone, quando dicevo poco fa una battaglia non era metafora, era proprio vero, cioè il Due Torri non ci stava a perdere, malgrado la sua classifica ormai sia diventata quasi anonima, sono 21 punti dalla zona playoff, Sì. ormai playoff è assodato che non si faranno. Non ci saranno questi. Però il Due Torri ha onorato il campionato giocando una partita determinata, devo dire che la seconda frazione di gioco ha praticamente visto un vero e proprio monologo degli uomini del Messinese, insomma, nella metà campo atletista, che comunque ha difeso alla meno peggio. Una squadra, quella dell'Atletico, che non compie una settimana intera di preparazione da quasi 2 mesi, 3 mesi. E questo è brutto? E questa settimana si saranno allenati 2 giorni e comunque il calo atletico si è fatto sentire. Infatti il finale di partita è stato proprio un affanno continuo, però il Due Torri ha sfiorato ripetutamente il gol, non lo ha trovato, invece l'Atletico lo ha trovato grazie a una deviazione su una punizione di Sapienza, una deviazione di un giocatore del Due Torri che ha beffato il proprio portiere, ha consentito comunque ad una squadra guidata da un indomabile Sandro Gianguzzo. Mi piacerebbe lodare Sandro Gianguzzo oggi perché a 40 anni ha fatto una prestazione tutta grinta e pressing che non te l'aspetti. Fa piacere sentire queste cose. Vedere i Vecchietti, così come anche Crisafulli è stato autore di una buona prestazione. Fa piacere, vedere fa i piacere. Vecchietti di questa squadra, i Vecchietti non me ne vogliono, sono 2 amici, dare l'esempio ai giovani è stato determinante perché poi magari gli juniores facessero una gran bella partita. Una partita che l'Atletico ha meritato di vincere solo per l'approccio, per la determinazione che ha avuto. Adesso è importante però riuscire a fare qualche altro punto nelle prossime partite. Domenica è praticamente impossibile. Domenica è un po' difficile, Si va c'è al Selvaggio di Ragusa, dove a Ragusa, si lasceranno sicuramente le penne. Fra 2 settimane invece c'è uno scontro importante in casa con il Comiso. E lì questi probabilmente sono saranno scontri che comunque importanti. valgono 6 punti. Cosimo Montalto, allora 7-0, vittoria netta, chiara, senza che cosa? Senza neanche un po' di resistenza da parte della squadra ennese. Però voi con questa vittoria adesso ritornate in una posizione interessante, anche se come abbiamo detto ormai i giochi playoff in questo girone non ci sono più. Però insomma occupare in questo momento la terza posizione dà anche lustro un po' alla società del Vittoria. Più che altro il nostro ormai dobbiamo completare il campionato consolidando la terza posizione in classifica e poi... siete solamente a un punto dal secondo. A fine le ultime partite sicuramente saremo anche arbitro del campionato perché incontreremo in casa sia Ragusa che Messina e quindi queste saranno le belle partite che ci restano da giocare. Questo qui è importante perché penso che onorerete sicuramente il campionato in questa maniera, no? Cioè la serietà della società, la vostra serietà porterà insomma, a essere veramente gli arbitri di questo duello Ragusa-Messina. Ma a questo punto non abbiamo niente da perdere perché noi ormai vedendo un po' la classifica immagino che sono 10 punti, 20 punti 20 punti di stacco da Avola e Ragusa, quindi sono parecchi. Per fare i playoff come minimo ne bastano 10, sì. Però a questo punto ormai penso che sia archiviata questa situazione e quindi le 2 squadre, sia Messina che Ragusa, dovranno venire a vittoria e sicuramente non troveranno un ambiente molto... C'è la vicenda con Modica, sì, che è una vicenda ancora in sospeso. Intanto bisogna ricordare che questa settimana si sono giocati alcuni recuperi che hanno determinato infatti in classifica sono inseriti. Una classifica differente, per esempio, tanto per stare nel discorso atletico, ha guadagnato 6 punti nelle ultime 2 partite. Sì. C'è la vicenda Modica, praticamente il Modica ha tesserato 2 giocatori, sono Felicetti e Luca Strano, dal Vittoria, uno di 2. O forse tutti e 2, no, tutti e 2, in un giorno in cui poi il presidente si dimise, insomma c'è un cavillo federale che non gli consentiva di effettuare questa operazione. Allora è stato fatto un ricorso che in prima istanza il giudice sportivo ha rigettato. Sì. La società credo sia stata proprio Vittoria quella che ha insistito di più, si è rivolta alla disciplinare e la disciplinare gli ha dato ragione, per cui adesso credo che ci debba essere un terzo grado definitivo di giudizio. Definitivo giudizio che potrebbe penalizzare il Modica di tutti i punti conquistati sino ad oggi con le prestazioni dei Felicetti e Strano. Insomma, rivoluzionare un po' la parte finale della classifica. 3 punti a tutte le squadre che hanno giocato, quindi potrebbe succedere un bel movimento. Certo. In chiave playoff credo che possa determinare poco perché oramai
il vantaggio insomma, delle prime due Quello ormai abissale, è già e segnato. il discorso è chiuso. Ma il campionato, l'attenzione oramai è stata nelle ultime 8-9 posizioni, dove vedi da un giorno all'altro l'Atletico, che la settimana scorsa era spacciato, oggi ha 4 punti per uscire dai play-out. Insomma, i giochi possono essere riaperti con questa situazione del Modica, che potrebbe in un momento esplodere. Perfetto, grazie. L'ultima battuta la voglio scambiare con Carmelo Puglisi per quanto riguarda questo campionato d'eccellenza. Come vedi questa lotta per non retrocedere? Lotta per non retrocedere, in questo momento la classifica è un po' bugiardella, devo dire, perché vede salvo il Trecastagni, che secondo me ha qualcosa in meno nell'organico rispetto alle Iblè. Il Modica, come diceva Gianluca, c'è questa vicenda tutta da seguire, e qualche punto in meno rispetto a quelli che meriterebbe. Comunque tecnicamente il Modica, indipendentemente dalla vicenda, è sicuramente superiore. Beh, chiaro, Sì, però, certo. però Gianluca senza Filicetti e Luca Strano parliamo di un'altra squadra. Cioè, con tutto il rispetto, insomma, sì, però con tutto il rispetto per Sella, per il telaio della squadra, però Filicetti e Luca Strano sono un valore aggiunto. sono Due giocatori di categoria superiore, fanno la differenza in Serie Come B. organico è sicuramente superiore a organico. tutte quelle che le stanno sotto e anche immediatamente sopra, voglio dire, fino all'Orlandina, ma anche la Cicatenna è in una posizione di classifica totalmente bugiarda, non me ne vogliono gli amici di Però la Cicatenna. Cicatena, però ad esempio la Cicatena, ad esempio, nelle ultime settimane gli dobbiamo dare atto che comunque sta facendo un campionato sopra le righe. Anche ieri ha ottenuto un buon punto a Mister Bianco, quindi comunque sia la Cicatena Il fatto che non ci sono i playoff rischia un po' di squilibrare un pochettino per esempio, tutto. completando il ragionamento sulla zona play-out, io credo che in questo momento vedo forse quella messa meglio il Comiso, mentre credo che nonostante i rinforzi, comunque le novità interessanti, io credo che sia per il Caltagirone che per l'Atletico Catania le possibilità di migliorare quella posizione siano tutto sommato poche. Benissimo, allora ringraziamo Carmelo, come al solito è Grazie a sempre voi. puntuale e preciso sul commento di eccellenza e di interregionale. L'ultima battuta la scambiamo anche con Cosimo, è già venuto 3 volte, e adesso noi lo vorremmo solo invitare nella parte finale del campionato, magari dopo una bella partita contro 2 squadre importanti come sono appunto Ragusa e... Tra l'altro, Ettore, posso dire una cosa? Sì. Io sono particolarmente contento di avere Cosimo Montalto in studio, Il bomber per eccellenza dell'eccellenza. perché Montalto ricorda una pagina felice, Del il Giarre. magico 2004, quando il Giarre fece il doppiete, campionato Coppa, fu una stagione strepitosa, si stravinse il campionato, si vinse la Con Coppa Breve in e si panchina, andò con no? Breve in Con Breve in panchina, panchina. quindi penso che sia per lui fu una stagione importante, ma anche per Giarre lo ricorda con tantissimo Certo, affetto, certo. Comiso. D'altra parte Cosimo... Anche per le sue qualità umane. insomma, oltre per le che sue per qualità quelle umane, ma anche perché è uno che ha fatto sempre gol in eccellenza, interregionale, in promozione, per cui... Allora Cosimo, promessa che a questo punto la tua quarta venuta a penalty... Sarà quando riuscirò a compiere il 10° gol fino a fine campionato. allora giusto, mi piace questa Il mio cosa. obiettivo è A quello. che quota sei arrivata adesso? A 4. Ah beh, allora fra 6 gol, questa promessa la devi mantenere. Mancano ancora 9 partite. Quindi immagino. ce la potete ancora fare, ce la puoi ancora fare soprattutto. Ce la devo fare. Ce la devi fare. Grazie a Cosimo, Grazie a voi. come Grazie al a voi. solito a Carmelo Puglisi, e a questo punto ci dobbiamo fermare. Adesso qualche minuto di pubblicità e ci vediamo tra poco con Penalty. Non vi posso dire la confidenza che mi ha fatto Lorena, non lo posso dire, non si può dire. non si può dire, però l'accontenteremo tra qualche settimana. Speriamo, dai. L'accontenteremo. Vuole conoscere un calciatore di una categoria giovanile, quasi giovanile, no, dilettantistica. Dilettantistica. Vedremo di accontentarlo, non diciamo il nome perché insomma non si dice. non si può dire, non si può dire. Un saluto ad Alessio Di Mauro, ciao Alessio. Buonasera e buona domenica. Parliamo adesso del campionato di promozione. Nel frattempo una battuta veloce con Gianluca. Gianluca, abbiamo qualche email che è arrivata nel nostro... Sì, ci salutano 2 amici che vivono in località lontane. Uno si chiama Nicola e vive a Milazzo, Sì. e un altro addirittura ci saluta da Fabriano, si chiama Fabio, che salutiamo, ed è immerso nella neve. Ci seguono in streaming, perché streaming. ricordiamo che i nostri ascoltatori possono vederci, a parte Sì. diciamo con i canali tradizionali, sia via etere sia via digitale terrestre, ma anche su internet
grazie al nostro sito www.sestarete.com, che manda la trasmissione in diretta in streaming In tutto per il cui mondo. lo potete vedere anche se siete sulla Luna e avete una connessione internet, potete vedere la faccia mia e anche quella di Tortorucci. Voglio dire anche che, così per chiudere il discorso che mi diceva Gianluca, che vi diceva Gianluca, che siamo in onda anche su TRA, su Prima TV, su Teleradio Ciclope Bronte e su TVR Xenon di Caltagirone. Salutiamo tutti i telespettatori che ci vedono anche attraverso queste televisioni. E adesso Lorena con il campionato di promozione, parliamo del girone A. A Villabate, città di Villabate, Canicattì 1-2. A Mazzara del Vallo, Strasatti, città di Capaci 3-2. A Marsala, Borgata Terrenove, Prizzi, Rinviata. A Cianciana, Pro Favara 2-0. Ad Aragona, Raffadali 2-3. Ad Isola delle Femmine, città Isola delle Femmine, Salemi 0-4. A Villafrati, Ciminna, Sciacca, Rinviata. A Campobello di Mazzara, Sporting Palermo 1-1. La squadra palermitana pareggia ma continua ad essere sempre leader di questo girone A del campionato di promozione. Ancora in vetta, Sporting Palermo 41 punti. Seguono Profavara e Raffadali 40 punti. Città di Capaci e Cianciana 37, Strasatti 34 punti, Salemi 32, Aragona 31, Ciminna e Campobello di Mazzara 28 punti, Sciacca 24, Canicattì 22, Città Isola delle Femmine e Prizzi 20 punti, Città di Villabate 12 punti, ultima in classifica Borgata Terrenove con 5 punti. Ricordiamo Borgata Terrenove, Ciminna, Prizzi e Sciacca una partita in meno. Alessio, un commento su questo girone A del campionato di promozione. Anzi, facciamo una cosa, magari diamo lettura del tabellino della prossima settimana, così possiamo avere anche un quadro ancora più dettagliato su questo girone che stiamo seguendo noi di penalty. Allora, la prossima settimana Città delle Femmine contro Aragona, Sciacca contro Borgata Terrenove, Prizzi Campobello, Arenella Palermo contro Cianciana 2000, Canicattì Ciminna, Salemi Città di Capaci, Raffadali Città di Villabate ed infine chiuderà Profavara contro Strasatti. Allora, una giornata strana perché le tre di testa, Sporting Arenella, Profavara e Raffadali, camminano a rilento. Infatti la Profavara ha già qualche settimana che perde punti, infatti oggi è l'ennesima sconfitta contro la Cianciana 2000. L'unica ad approfittare di questo turno è stato il Raffadali che ha vinto 3-2 fuori casa, sì, ad Aragona. Infatti un risultato importante anche in vista del prossimo turno. Perché? Perché il Raffadali andrà a giocare con il Città di Villabate, penultima in classifica, mentre lo Sporting Arenella e la Profavara hanno due incontri delicati rispettivamente con Cianciana 2000 e Strasatti. benissimo, a questo punto proseguiamo, parliamo dell'altro girone che trattiamo noi di penalty, parliamo del girone D, sempre del campionato di promozione, dove c'è questo duello tra Scordia e Gela. Risultati e classifica. A Scordia Atletico Gela 1-1. A Siracusa Enzo Grasso Leon Fortese 0-1. A Carascibetta San Sebastiano Nicosia Rinviata. A Santa Croce Camerina Santa Croce Orsaragusa 4-1. A Rosolini Città di Rosolini batte Priolo 3-0. A Paternò Scicli 0-3 ovviamente a tavolino. A Gira Nissoria Troina Rinviata e a Real Niscemi Virtus Ispica 0-2. Benissimo, a questo punto diamo lettura della classifica, Sì. Lo facciamo subito, dove questo scontro tra Gela e Sciacca continua ad appassionare tutti i tifosi dilettanti che seguono in modo particolare appunto il campionato sia dello Scordia che del Gela. Prima in classifica Scordia 42 punti, segue Atletico Gela 41, Leonfortese e Città di Rosolini 40 punti, Nicosia 37, Virtus Ispica 32 punti, Enzo Grasso e Santa Croce 27, Troina 26 punti, Priolo e Scicli 25 punti, Real Niscemi e San Sebastiano 24, Agira 18 punti, Orsaragusa 17
e Paternò escluso dal campionato. Ricordiamo Agira-Nissoria e Nicosia una partita in meno e San Sebastiano e Troina 2 partite in meno. Vediamo subito il tabellino della prossima settimana: Nicosia contro Nissoria, Atletico Gela contro Città di Rosolini, Troina contro Scordia, Leonfortese Orsa, Enzo Grasso Paternò, anche se come ormai tutti sappiamo non si giocherà, Scicli Niscemi, Virtus Ispica contro San Sebastiano e chiuderà Priolo contro Santa Croce. Pareggio per quanto riguarda il big match. Sì, Alessio. il big match è finito 1-1 tra Scordia e Atletico Gela, un pareggio che riapre un po' i giochi, li invetta alla classifica perché il discorso promozione si è aperto a ben 4 squadre ed io vedo meglio il Città di Rosolini perché Zitto, io l'avevo detto, E che domenica renderà la vita dura, sono sicuro, al Gela, perché Sì. attenzione che domenica questo scontro non potrà fare altro che avvantaggiare la Leonfortese, che comunque sembra in ripresa. Chiaro? Sì. No, Alessio? Sì, si è ripresa perché ha vinto in un campo difficile come quello dell'Enzo Grasso a Siracusa, una vittoria esterna importante per gli uomini di Gaetano Mirto che in qualche modo si tengono aggrappati alla Sto vetta. Mirto quest'anno ha cambiato 3 panchine Vabbè. e poteva cambiare la quarta perché è stato per una settimana anche allenatore dell'Atletico. Sì. Mamma mia. Allora abbiamo abbiamo ragione troppe. nel dire che spesso e volentieri c'è un po' troppo confusione con queste panchine, giusto? Il principio è giusto, il problema è che se il regolamento non è chiaro la gente si infila. Certo. sì, infatti. Allora chiudiamo, Alessio, quindi? Volevo fare una battuta appunto sul Città di Rosolini Sì. perché fino a qualche settimana fa dicevamo dei minuti di imbattibilità, quindi ciò sta a dimostrare che hanno una grande compattezza difensiva. Vincendo le partite per 1-2-0, oggi vabbè, hanno vinto con un ampio margine di 3 gol. Questo secondo me è un fattore molto importante, avere anche l'equilibrio fra i due reparti. Chiaro, è logico. Quando si ha questo secondo me ci sono buone probabilità che possano vincere. Ma se il ricordate campionato. bene, io già da parecchie settimane vi dicevo attenzione al Città di Rosolini e insomma i Infatti. fatti mi stanno dando ragione. Sì, infatti staremo a vedere le prossime giornate, Certo. sicuramente. Comunque è un girone molto avvincente, è un girone molto avvincente. Ebbene, a questo punto parliamo del girone C, il girone del campionato di promozione. Lorena, come al solito, con quadro completo di risultati e classifica. A Mili Marina, Garden Messina, Aci Sant'Antonio 0-3. Ad Aci Catena, Aci San Filippo batte Piero Mancuso 3-0. A Santa Teresa di Riva, Sporting Insieme, Pistunina 1-0. A Villafranca Tirrena, Villafranca, Real Santa Venerina 2-1. A Fiume Freddese, San Gregorio 3-2. A Belpasso batte Scommettendo 2-1. A Gravina, Spar 0-2. E a Via Grande, Sporting Via Grande, Sporting Battiati 1-1. Bene, 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 a questo punto c'è da dire che l'Aci Sant'Antonio con questa vittoria continua a confermare il ruolo di leader di questo girone. Classifica. Aci Sant'Antonio prima in classifica con 45 punti, segue Spar 42, Sporting Via Grande 40 punti, Villafranca Tirrena 36, San Gregorio 35 punti, Belpasso 32, Fiume Freddese 29 punti, Aci San Filippo 28, Pistunina 27 punti, Garden Messina 26, Sporting Battiati e Sporting Insieme 23 punti, Scommettendo 22, Gravina e Real Santa Venerina 18 punti, ultima in classifica Piero Mancuso con 16 punti. Anche per questo girone, come al solito, diamo lettura del quadro per la prossima settimana. Si giocheranno i seguenti incontri: Spar contro Belpasso, Fiume Freddese Aci San Filippo, Scommettendo Sporting Messina, Battiati Gravina, San Gregorio Real Santa Venerina, Pistunina Sporting Via Grande, Piero Mancuso Sport Insieme e chiuderà Aci Sant'Antonio Ambrosiana contro il Villafranca. Allora Alessio, dai un parere su questo girone, perché Mentre negli è altri... strano, perché sì, diciamo sì, sì. l'Aci Sant'Antonio è andato, no, l'Aci Sant'Antonio pareggia, insomma c'è molta incertezza. Sì, da domenica in domenica basta un Cambiano. passo falso dell'Aci Sant'Antonio che si rimettono in gioco altre Ecco, squadre. è vero. Però alla fine il discorso
almeno per questa giornata possiamo, Tutto a favore per il possiamo Sant'Antonio. metterlo tutto a favore della Sant'Antonio e della Spara, che comunque dista solo 3 punti. Sappiamo della potenza della formazione di San Giovanni La Punta, che comunque nel corso di questi ultimi anni ha sempre disputato campionati di vertice. Sì, è vero. Mentre un discorso vorrei aprirlo per la zona bassa della classifica, infatti troviamo il Gravina a 18 punti e anche la Scommettente a 22 punti. Le due Una formazioni brutta sconfitta appunto- questa del Gravina oggi in casa. sì, infatti, vabbè che è arrivata comunque contro la Sparra, Sì. però comunque una sconfitta interna che brucia e comincia a pesare anche nella classifica, perché la penultima posizione a soli 2 punti dall'ultimo posto non lascia buone speranze. E poi anche la Scommettendo, che è uscita sconfitta dalla trasferta di Belpasso per 2-1, che anche per loro la situazione non è tanto bella. È vero, è vero, è vero. Abbiamo da vedere un servizio per quanto riguarda questo girone, lo ha preparato Carmelo Puglisi. Parliamo dell'incontro vinto dalla squadra della Fiume Freddese nei confronti del San Gregorio per 3-2. Era uno dei match più attesi di questa 21esima giornata del Girone C di promozione ed in effetti Fiume Freddese e San Gregorio non hanno deluso le aspettative. I giallorossi si impongono in pieno recupero con una splendida rete di Lele Garozzo al 91esimo servito da Coletta. Finisce 3-2 per la Fiume Freddese che rimonta 2 volte un San Gregorio che deve mordersi le mani per quello che è stato l'andamento della partita. I gialloblu di Nicola Malaguarnera passano in vantaggio dopo 20 minuti per il rigore trasformato da D'Urso. Dopo 10 minuti la Fiume Freddese centra il primo pareggio con Salvo Laguzza, imbeccato alla perfezione da Leonardi. Le proteste dei padroni di casa si infiammano al 42esimo quando non viene sanzionato dall'arbitro un fallo a centrocampo su Maurizio Anastasi, e sugli sviluppi di questa azione Blatti si invola e serve D'Urso che sigla l'1-2. L'intervallo fa bene a Garozzo e compagni che mettono sotto gli avversari nella ripresa. Al 35esimo di giustezza Salvo Laguzza firma il 2-2 fino all'apoteosi finale del 3-2 definitivo di Garozzo, che ridona il successo alla Fiume Freddese che negli ultimi tempi aveva perso smalto, e la vittoria torna contro una delle migliori squadre del campionato. Vittoria sonante per la Massiminiana, che si sbarazza del Mineo con un secco 4-0 in una gara che non ha avuto storia e chiusa virtualmente nella prima frazione di gara. Gli uomini allenati da mister Privitera, oggi squalificato, hanno disputato la solita gara a ritmi elevati, tenendo sempre in mano il pallino del gioco senza mai lasciarlo, al cospetto di un Mineo rinunciatario e poco costruttivo in fase di gioco. Prima del calcio d'inizio viene osservato un minuto di silenzio per ricordare la morte di Massimino, primo storico presidente nonché fondatore della Massiminiana. La gara inizia subito bene al 19esimo per i locali, che trovano il vantaggio con un colpo di testa di Sebi Nicolosi, abile a raccogliere una palla calciata da Zagame e depositarla alle spalle di Sampieri. Il raddoppio arriva al 35esimo con un fraseggio in area di rigore tra Condorelli e Zagame, con quest'ultimo abile ad entrare in area di rigore e battere il portiere ospite per il 2-0. Al 41esimo Condorelli firma il tris, con una punizione dal limite, con la palla che tocca prima la traversa e poi si insacca in rete. Nella ripresa la Massiminiana si concentra sul possesso palla, fino al definitivo 4-0 siglato dal solito Condorelli, con un perfetto tiro al volo dal limite. La Massiminiana rientra di forza in zona playoff e con questo collettivo comincia a far tremare anche chi sta sopra di lei. Dacci un commento, è stato un incontro abbastanza particolare. Sì, va bene, questo era il recupero perché come sappiamo in prima e in seconda Non categoria si gioca. non si è giocato e sono stati fatti i recuperi della famosa giornata dove non si trovava benzina. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. E la Massimiliana ha battuto 4-0 il Mineo, una prestazione gagliarda, dominata per tutto il primo tempo, infatti a fine primo tempo il risultato era già per 3-0. La Massimiliana sta
dimostrando, tra l'altro senza mettere un centesimo di tasca da parte della società, di poter disputare un campionato di vertice, perlomeno in zona playoff, visto che la zona di vertice è comandata dalla San Pio e dall'Augusta, che ormai è una lotta a due per questo girone. Assolutamente. Infatti sembra proprio che o la San Pio o l'Augusta possa vincere questo campionato. Mentre il Mineo a questo punto Il Mineo, diciamo, si che trova sempre più invischiato per la lotta per non retrocedere. Ultima posizione, se non erro. Benissimo, grazie ad Alessio, come al solito sempre molto preciso e puntuale nei risultati e nel commento del campionato di promozione. Grazie a voi e buona domenica. Grazie, grazie. Adesso un po' di pubblicità e torniamo tra pochissimo. Un po' quanto? Poca? Poco. Poca pubblicità, a tra poco. Ancora con penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento della domenica in diretta su Sesta Rete a partire dalle ore 19, la replica alle 23:10 e anche domani intorno alle 10. Un saluto va naturalmente alle televisioni che mandano in onda il nostro programma nella giornata di lunedì, ovvero Prima TV, TRA, Teleradio Ciclope Bronte e TVR Xenon di Caltagirone. La nostra nuova penaltina, nuova si fa per dire. Abbiamo messo da parte Lorena nella prima parte, sei arrivata tu, tutto a posto? Tutto a posto. Benissimo. Allora tra poco con Giada parleremo del campionato di prima categoria, parleremo relativamente perché oggi non si è giocato come non si è giocato neanche nel campionato di seconda categoria, ci sono stati alcuni recuperi e quindi avremo un nuovo aggiornamento della classifica. Nel frattempo andiamo subito a salutare il nostro commentatore ufficiale della prima categoria, Luca Loisi. Buonasera a tutti. Ciao Luca, e naturalmente anche, dato che ormai da qualche settimana parliamo di calcio giovanile, il commentatore del calcio giovanile di penalty, ovvero Aldo Musumeci. Ciao Aldo. Ciao Ettore, buonasera. Però a tutti. adesso un attimo volevo staccare perché devo parlare con Gianluca che... volevo sapere se sono arrivate delle email, tutto qui. Ci saluta un nostro amico che si chiama Fabio La Ferrera, Fabio, che sì. ci fa tanti complimenti Sì. a noi, alle penaltine, e soprattutto è rimasto molto soddisfatto della puntata denuncia di oggi su questo caso allenatori riciclati. Benissimo. Ricordiamo l'email, lo facciamo subito. Sì. Penalty sestarete@libero.it oppure attraverso il nostro profilo ufficiale su Facebook che è Programma Penalty. Benissimo, allora Luca, non si sono giocati i campionati di prima e di seconda, tu chiaramente segui quelli di prima, ci sono stati però insomma dei recuperi. Sì, sono state in totale 5 partite, 2 nel girone F e 3 nel girone H. Benissimo, allora noi se non sbaglio dobbiamo avere la classifica del girone H, se riusciamo ad averla, ecco, è perfetta, è già pronta ed è come al solito la nostra Giada che ce la legge in maniera molto dettagliata. A Casteltermini Sporting Club Racalmuto 3-3. A Grotte Libertas Racalmuto Accademia Empedoclina 0-0. A Piazza Armerina Mirabella Club Airone Sommatino 1-1. Questi sono i tre incontri che si sono disputati di recupero. La classifica la possiamo già leggere perché ce l'abbiamo già in visione. In testa alla classifica Sera di Falco con 47 punti. Segue Libertas Racalmuto 35, Mussomeli 33, Sant'Angelo Licata e Sporting Club Racalmuto 30, Accademia Empedoclina 25, Milena 24, Aquila San Michelese 22 punti, Atletico Caltanissetta 20, Virtus Bivona, Mirabella e Club Airone Sommatino 16, Casteltermini 13 e chiude Nuova Villa Seta con 6 punti. Dobbiamo ricordare che Atletico Caltanissetta e Sant'Angelo Licata hanno una partita in meno. Allora Luca, il Sera di Falco ormai ha fatto il vuoto, Sì. alle sue spalle praticamente sono in pochi a resistere. Sì, anche la Libertas Racalmuto aveva l'opportunità oggi di recuperare qualche punto, invece è stata bloccata sullo 0-0 in casa dall'Accademia Empedoclina, quindi i punti di stacco rimangono 12 e la situazione è difficile, una rimonta. Sembra abbastanza delineata, no? Sì. E pareggi anche nelle altre 2 sfide di recupero. Il Casteltermine ha bloccato lo Sporting Club Racalmuto, anch'esso in zona playoff come i cugini della Libertas, mentre lo scontro salvezza tra Mirabella e Club Airone Sommatino è finito sull'1-1. Ricordiamo che invece si recupererà la prossima settimana, dove c'è un altro turno di stop, la sfida tra Atletico Caltanissetta e Sant'Angelo Licata, e così avremo la situazione definitiva senza più dover
dover aspettare dei recuperi. Benissimo, diamo adesso invece lettura della classifica del girone E che non si è giocato perché non c'era nessuna partita da recuperare, però diamo lettura della classifica così possiamo avere un quadro e commentarlo naturalmente insieme al nostro Luca. Prego. Santa Teresa e Real Belpassese rimangono in testa con 36 punti, seguita da Cometa Biancavilla 33, Randazzo e Ciclope Bronte 30, Città di Maletto 28, Furci Daccaci Sant'Antonio 26, Desport Gaggi 23, Sporting Taormina 22 punti, Atletico Pedara 21, Inessa 19, I Neri Mister Bianco 12 e Giardini Naxos 5. Da sottolineare che il Santa Teresa continua sempre, ormai da parecchie settimane, ad essere in vetta in questa classifica, ma la Real Belpassese non molla proprio. Sì, la Real Belpassese mantiene il passo dei messinesi e tutti gli occhi in questo girone sono puntati sulla gara del 26 febbraio, quando si riprenderà e si affronteranno la Cometa Biancavilla e la Real Belpassese. La gara probabilmente non si giocherà ancora allo stadio di Biancavilla, nel quale ci sono lavori di ristrutturazione. Probabilmente la Cometa sceglierà di giocare come le altre gare ad Adrano, al Campo Duca di Mister Bianco. In quella giornata il Santa Teresa potrebbe approfittare dello scontro diretto, ma è anch'essa impegnata in una sfida difficile perché va sul campo del Maletto, sesto in classifica. Bene, adesso passiamo al girone F. Abbiamo già avuto modo di vedere il filmato della partita tra Massimiliana e Mineo finita 4-0 per la squadra catanese, ma diamo lo stesso comunque il quadro ufficiale della classifica appunto del girone F del campionato di prima categoria. A Militello, Atletico Militello Sporting Barriera 1-4. A Catania, Massimiliana Mineo 4-0. In testa rimane sempre il San Pio X con 41 punti, seguito da Città di Augusta 40, Sporting Barriera 33, Città di Mascalucia 32, Massimiliana 31, Real Paternò 30, Sporting Priolo 27, Valverde 25, Castel di Iudica e Atletico Militello 21, San Giorgio 18 punti, Sporting Catena Nuova 17, Mineo 12 e per ultima Condor con 3 punti. Dobbiamo ricordare No, che non dobbiamo ricordare niente perché si ricordiamo. è svolta questa partita. Ok. Giustamente hai segnato qui Atletico Militello, Sì. Sporting Barriera, devono recuperare la partita, l'hanno recuperata. Quindi dobbiamo ricordare di segnare che sostanzialmente... Devo dire che questo è stato un turno favorevole a questo punto allo Sporting Barriera che vincendo raggiunge la terza posizione. Sì, anche l'altra squadra catanese, la Massimiliana, ha vinto con un poker ed è arrivata al quinto posto, quindi giornata positiva per le due catanesi e in questo momento i punti di distacco tra la seconda e la quinta sono scesi a 9, quindi tornano ad esserci attualmente i playoff. E questa è una bella notizia perché così molte partite che si andranno a disputare insomma saranno partite vere. Certo, perché si cercherà di non accumulare ulteriore svantaggio dal duo di testa per appunto riuscire a far disputare tutte le partite dei playoff e alla ripresa vedremo che ci saranno due partite interessanti che interesseranno le due battistrade. Infatti la San Pio attenderà il Real Paternò mentre il Città di Augusta farà visita al Valverde. E questo scontro tra Augusta e la San Pio probabilmente ce lo porteremo fino allo scontro diretto, no? Probabilmente sì, la San Pio lo giocherà in casa, all'andata vinse il Città di Augusta infliggendo la prima sconfitta in campionato alla San Pio e finora unica sconfitta in campionato, quindi sarà una partita tutta da vivere dove il pronostico è apertissimo. Apertissimo e noi di penalty insomma lo seguiremo in prima persona. Bene, grazie al nostro Luca Loisi, come al solito anche lui sempre molto preciso, puntuale, impara tutto a memoria, come fa non lo so. Non sbaglia mai niente, infatti. Passiamo ad Aldo Musumeci, parliamo del campionato giovanile, dei campionati giovanili, ma in modo particolare noi di penalty trattiamo il campionato degli allievi regionali. Perché gli allievi regionali? Perché è chiaramente il campionato più vicino a quelle che sono le prospettive che i ragazzi hanno e avranno per cercare di entrare nel calcio che conta. Aldo, parliamo di due gironi, uno catanese e uno molto vicino al siracusano, no? Sì. Uno Catania-Cireale sì. E uno invece Catania-Siracusa. Benissimo. Allora, dovremmo avere già una schermata, parliamo del campionato degli allievi regionali. Parliamo prima del campionato della zona di Siracusa. Magari ci dai un cenno veloce della situazione del campionato siracusano degli allievi regionali. Sì, c'è stata una
vittoria importante del Siracusa, Sì. che ha vinto 4-1 con la Pro Catania, confermandosi squadra forte, tosta, il Siracusa. E poi altri risultati. La Pantarelli com'è andata? La Pantarelli ha vinto in questo scontro testa-coda contro la Don Bosco. Io li ho invece- visti mercoledì giocare, è una bella squadra. Bella squadra, bella realtà. La Sampio nel recupero di mercoledì ha battuto i Giovani Leoni 4-0, uno scontro importante, interessante, perché la squadra di Carmelo Pelledoro è una squadra tosta, rognosa, fatta di ottime individualità, e ha perso questo scontro diretto. Oggi è riuscita, sabato scusate, è riuscita a vincere 3-2 contro la Trinacria di Michele Zeoli, con la doppietta di Tomaselli e gol di Cuffari. Per la Trinacria ha segnato Petralia una doppietta, e quindi comunque si conferma come quarta forza del campionato. Come al solito sono sempre 8 i posti disponibili in prospettiva playoff, no? C'è una battaglia molto aspra per entrare nei playoff, anche perché con questo discorso sempre di Catania e Siracusa diventa molto difficile. C'era uno scontro interessante che era Mister Bianco Catania 80, che è finita 1-1, partita mi dicono combattutissima, con rete del bomber Maimone per il Mister Bianco, poi per andare in vantaggio però il Catania 80, e poi questo pareggio. E poi Qualche giovane interessante di questo girone? Vogliamo fare come al solito qualche nome, perché così aiutiamo le società che sono interessati a prelevare qualche giovane importante da inserire in prima squadra? Ma per esempio rispetto a questa partita nel Mister Bianco, molto interessante davanti, è forte il Mister Bianco, a Maimone, lo stesso Di Mauro, Ragusa, sono 3 giocatori di prospettiva interessanti, che possono fare bene anche tra i più grandi. Benissimo, parliamo invece adesso del girone catanese, che comunque è un girone che riguarda anche la zona della Cese, dove comunque i giochi, soprattutto per la vetta, sembrano quasi delineati. Allora, era una giornata caratterizzata da scontri testa-coda, tutte le squadre di vertice incontravano squadre di bassa classifica. La Spar si conferma squadra tosta, forte, ben organizzata, è andata a vincere 3-0 contro il Giardini. Invece è stata una sconfitta inaspettata del Ladrano, che ha perso 3-1 contro il Paterno Fazio, la rete di Antonino Lanza per Ladrano. Ed è una sconfitta del tutto inaspettata, perché finora il Real Paternò non aveva fatto grandi numeri, e comunque mi confermano che è stata una partita difficile, tosta, dura. Anche qui la griglia per i playoff come si sta delineando? La griglia per i playoff vede la Spari in testa, poi dietro Ladrano, e poi tutta a seguire Junior Acireale e NBA Piano Tavola, che è una realtà che sta crescendo, devo dire, negli ultimi 2 o 3 anni stanno facendo molto bene. E anche la Junior Acireale, che dicevamo è terza, è una realtà che ha buonissime prospettive, lavora bene, lancia giovani interessanti. I soliti nomi, mi devi fare i nomi, io ogni settimana ti chiedo sempre qualche nome, perché così insomma incominciamo a conoscere i nomi dei prossimi giocatori importanti della Sicilia. Ma per esempio nella Spar si segnala Marco Santonocito, che è un giocatore anche della rappresentativa provinciale catanese, in odore di rappresentativa regionale. Bonanno, già l'avevo detto l'altra volta, il portiere del Ladrano, è portiere in odore di rappresentativa Ricordiamo regionale. l'età, l'anno di nascita? 95-96. Per quanto riguarda il campionato allievi? Sì, assolutamente, 95-96. Benissimo, vedo che sei preparatissimo, d'altra parte noi di Penalty ti abbiamo coinvolto perché tu sei un intenditore del calcio giovanile. Come è andata per la Pirandello? A questo punto lo dobbiamo dire, giustamente l'allenatore della Pirandello. Purtroppo 3-3, ma è stata una partita... siete comunque sempre in zona playoff? Sì, però oggi era una partita che veramente meritavamo di stravincere, ma... va bene, non fare il classico allenatore, colpa degli arbitri, no, oppure colpa... Se qui aprirei un capitolo interessante un giorno quando avrei tempo, vabbè, lo vorrei aprire. Non diamo grazie. colpa agli arbitri, perché sono giovani come i giocatori che giocano. Assolutamente, però... Com'è la situazione arbitrale? Però a questo punto bisogna lavorare, bisogna lavorare anche sugli arbitri. Lascia un po' a desiderare. Ma d'altra parte devono fare un po' di esperienza questi ragazzi. Certo. Certamente purtroppo le cavie sono quelli del settore giovanile, però pazienza. È un po' così, È un po' effettivamente così. è un po' così.
Ti ringrazio Aldo Grazie Musumeci a te. per quanto riguarda il campionato giovanile degli allievi regionali che noi di Penalty seguiamo. Salutiamo anche come al solito Luca che lavora tantissimo dietro le quinte e poi sempre pronto in diretta a presentarci il campionato di prima categoria. Grazie a Luca. E adesso passiamo la parola a Giada perché deve comunicare una cosa che ha imparato a memoria questa settimana. Cosa? La pubblicità. Perfetto. Adesso diamo la pubblicità, ma ci ritroviamo subito qua, a Penalty. Ultimo segmento per quanto riguarda la puntata di oggi di Penalty. Salutiamo subito il nostro nuovo ospite che è venuto a trovarci qui nella nostra trasmissione. Parliamo di Dario Di Bella che è un giocatore di seconda categoria e gioca contro il Canalicchio. Giustamente sorride perché insomma poi ci spieghi come hai fatto a scendere di categoria. Insomma io ti ho lasciato in qualche categoria un po' più alta. Poi ce lo spieghi. Buonasera a tutti. Intanto buonasera a tutti. Poi ce lo spieghi. Poi lo spiego. Può succedere però, può succedere, anche se però giochi con il Canalicchio che so che è ben organizzato. Un'ottima squadra. È perfetto. Salutiamo anche Dario Giuffrida. Buonasera come a tutti, al solito, ciao colui che Ettore. segue da vicino il campionato di seconda categoria. Ci sono stati alcuni recuperi. Sì, alcuni recuperi spalmati su 3 gironi. Su 3 gironi. Allora, lo facciamo subito questo quadro del campionato di seconda categoria. Quali sono i 2 incontri che si sono recuperati nel girone L? Gironelle a Butera e a Sutera si sono recuperati 2 incontri. Sì. A Butera, Buterese Mattei e Ioppolo 1-0, Sì. mentre a Sutera e Cittadinaro rinviata. Benissimo, allora... Sì, infatti c'è tutto... vediamo la classifica così poi la possiamo commentare insieme a Dario Giuffrida del campionato di seconda categoria, girone L. In testa Barrese con 43 punti, Real Suttano 39, Macchitella 34, Ioppolo 27, Sutera 22, Cittadinaro e Accademia Mazzarinese 21, Buterese Mattei 20, Santa Caterina Villarmosa 18, Sporting Club Gattopardo e Ravanusa 10 e per ultima Libertas Capra con 7 punti. Ricordiamo che Santa Caterina Villarmosa ha un punto di penalizzazione. Grazie a Giada. Dario, a questo punto con questi recuperi non è che la classifica sia stata stravolta? Non erano recuperi che facevano muovere la classifica, si parla di squadre di mezza graduatoria, ad esempio la Buterese si è affacciata diciamo nella parte alta della classifica, ma è significativo soprattutto credo il prossimo turno che ricordiamo non si giocherà la prossima settimana ma il 26 febbraio. Perché c'è ancora una pausa. C'è ancora una settimana di sosta utile tra l'altro per ultimare altri recuperi anche in altri gironi e vediamo come la Barrese e il Real Suttano e il Macchitella giocano tutti con squadre di medio-alta classifica, quindi con tante squadre che in questo momento sono in forma. Ad esempio il Real Suttano giocherà con il Sutera che ultimamente è riuscito veramente a impegnare tantissimo anche la capolista barrese. Insomma, scopriremo tra qualche settimana ancora di più come andrà a finire questo girone. Il girone successivo, il girone F, non si è giocato nessun recupero, però diamo lo stesso lettura della classifica del girone F, dovremmo avere una schermata se non sbaglio, eccola qua pronta, la leggiamo insieme naturalmente alla nostra Giada. Sì, rimane infatti in testa Robur con 41 punti, seguita da Maniacese 26, Alitterme e Città di Gaggi 25, Russo Sebastiano 24, Novara 21, Letoianni 20, Sant'Alfio 19, Calatabbiano 18, Santa Domenica Vittoria 16, Antillese a 15 e Sant'Alfio 14. Sant'Alfio e Sant'Alessio hanno una partita in meno. Dario Giuffrida, a questo punto questo girone vede sempre in vetta la Robur, però è anche vero che gli altri, insomma, anche se sono attardati, possono sempre aspirare ad un posto importante nei playoff. Diciamo che dopo la Robur si vede chiaramente alla classifica, inizia tutto un altro campionato, sono 15 i punti che dividono la prima dalla seconda, per il resto è un campionato veramente molto combattuto, basta pensare qual è la distanza tra
l'ultima e la terza sono appena 11 punti, quindi significa veramente c'è una classifica molto corta, e in coda soprattutto sarà veramente fondamentale capire il risultato di Sant'Alfio-Sant'Alessio, perché potrebbe cavare fuori il Sant'Alfio dagli imbarazzi per la lotta salvezza oppure ributtarlo giù pesantemente. Tra l'altro Sant'Alfio che questa settimana ha giocato un amichevole, il derby, il vero e proprio derby, che è tra il Milo, capolista del girone G, e il Sant'Alfio, un amichevole terminata 2-2, quindi una squadra in forma che ha affrontato una squadra che invece sta dominando la propria stagione. Sant'Alfio-Sant'Alessio significa che per il Sant'Alessio è l'ultima spiaggia, no? Praticamente né più né meno. Sì, più o meno sì. Bene, perché guardo la classifica e mi rendo conto che vincendo potrebbe riaprire il discorso 0-0. Anche se come vedi è molto corta, quindi anche un'eventuale sconfitta non sarebbe come dire, drammatica. Però allontanerebbe dalle dirette. Però una vittoria del Sant'Alessio in questo momento riporterebbe il Sant'Alessio praticamente al quartultimo, quintultimo posto. Proseguiamo, campionato sempre di seconda categoria, parliamo del girone H, 2 partite che si sono recuperate, vogliamo conoscere i risultati? Aramacca, Junior Ramacca, Megara Augusta 2-2 e Liotru Raddusa 6-0. E su questi recuperi a questo punto abbiamo una nuova classifica che leggiamo subito. E chi abbiamo in testa in questa classifica? Carlentini con 41 punti, segue Atletico Francofonte 32, Picanello 31, Liotru e Megara Augusta 29, Sortino 23, D'Agata 19 punti, Vizzini 18, Junior Ramacca 17, Librino 14, Aquila Monteserra 10 e Raddusa 7. Raddusa che ha un punto di penalizzazione. Bene, 2 risultati abbastanza importanti, perché il Megara con questo pareggio, insomma, tira i remi in barca. Tira i remi in barca, Megara, fa un passo indietro in classifica. Il Megara era partito a inizio stagione come una delle squadre che probabilmente avrebbe lottato per la vetta, poi lo stiamo vedendo adesso, è, se non erro, in quinta posizione, ma ha rallentato parecchio nelle ultime giornate, sta dando sempre di più addio ai sogni di gloria, ora si trova invischiata nella bagarre per i playoff e diventa tutto molto pericoloso. Diciamo che in questo momento è nell'ultimo posto dei playoff, esatto. Però dietro il Sortino insomma, c'è il grande recupero del Sortino, ma anche la Liotru che con questo 6-0 sta veramente completando il rimontone, c'è voluto il pallottoliere praticamente contro il Raddusa, tra l'altro Raddusa in disarmo ormai, più rassegnato che retrocesso effettivamente per quello che è la classifica. Ebbene, a questo punto parliamo del girone G e chiameremo anche in causa il nostro ospite Dario Di Bella, perché lui è un giocatore del Cananicchio che oggi ha pareggiato in questo recupero. Com'è andata? 1-1. Non voglio essere critico sugli arbitri, sbagliano in Serie A, sbagliano in seconda categoria. Oh, meno male, questo lo possiamo dire, no? Magari un calcio di rigore regalato all'80° ci ha fatto pareggiare. Vincevamo 1-0, 1-1. Tra l'altro una vittoria vostra, insomma, era molto importante. Era molto importante in vista della loro classifica. Sono secondi e noi ci mettevamo soli terzi ad un punto dalla Cibona Corsi appunto che è secondo. Facciamo una cosa, Daria, adesso guardiamo la classifica così la possiamo anche commentare, la classifica del girone G di seconda categoria, guardiamola insieme. Milo in testa con 42 punti, AC Bonaccorsi 28, Realaci e Valguarnerese 25, Belpassese e Canalicchio 24, Real Adrano e Real Pianotavola 23, Pisano Cosentini 21, Real Centuripe 17, Tremestieri Etneo 13 e, sempre ultima, Libertà Saci con 5 punti. Effettivamente questa vittoria mancata vi ha, diciamo, rubato di questa posizione solitaria al terzo posto. Sì. Oggi vincendo appunto eravamo soli al terzo posto. Ma questo Canalicchio cosa vuole fare? Vuole vincere? Ha un grande progetto, infatti come ha detto prima siamo dalla promozione ad andare in seconda categoria perché il Canalicchio appunto ha degli obiettivi, un bel progetto. Dove vi allenate? Ci alleniamo a Tremestieri. Però giochiamo in casa a Mascalucia, nel sintetico di Mascalucia. Tra l'altro il Canalicchio è un quartiere di Catania, diciamolo pure, curiosità un po' di tutti noi, ma è una squadra giovane oppure è una squadra compresa anche di qualche nome sicuramente importante? Partendo dall'allenatore Mario Campanella, figlio d'arte, figlio di Giovanni. Poi c'è Salvo Zagami. Fa l'allenatore adesso? Mario fa l'allenatore e giocatore. Ah sì. Poi Salvo Zagami, che l'anno scorso ha fatto la finale di playoff in eccellenza. Danilo avete un bel gruppo. Danilo Bonaiuto in porta, Fabio Federici, Angelo Manuli, un'ottima squadra. Vabbè, una squadra sicuramente importante. A questo punto Angelo Leonardi, un'ottima squadra con dei nomi che speriamo. Purtroppo la squadra è iniziata a dicembre con questi nomi, perché praticamente tutti quelli che erano nella Belpassese sono passati con voi. Con noi a Canalicchio.
Ho capito. Dario, a questo punto... Direi che l'effetto in classifica si vede. L'effetto della classifica si vede. No, la questa Belpassese salita... è andata a calare e loro sono andati a scalare la classifica. È un risultato che sicuramente vede un vincitore, soprattutto ora io non voglio tornare sempre sulle solite storie, ma ne beneficia soprattutto il Milo, che ha visto la Cibonaccorsi tenersi basso a 28 punti. A questo punto manca veramente poco, è chiaro. Tra l'altro il prossimo incontro è appunto con il andate a Milo, ma andate a Milo per vincere la partita. Forse loro da noi. Ma andate a vincere la partita. Canalicchio Milo. Per voi è importante la vittoria. Sia... Noi ce la giochiamo, però. All'andata com'è andata? All'andata io ero a tu non eri... Penso che abbia vinto il Milo. Penso che abbia vinto il Sì, Milo. se non sbaglio sì. Guardando la classifica, o ha vinto o ha pareggiato. Non hanno concesso nulla. Non penso che Per favore, non tocchiamo il Milo, che qui Giuffrida... No, non tocchiamo il Milo perché noi abbiamo... Io sono per l'oggettività. Noi abbiamo... Il buon Giuffrida vuole organizzare un amicale Barcellona-Milo per vedere chi gioca. Secondo me ci riuscirà. No, chiaramente noi ci scherziamo su, perché effettivamente quest'anno il Milo ha veramente organizzato una bella squadra, ha una struttura molto... Tu pensi che un molto certo interessante. Antonucci gioca in seconda Luca categoria? Antonucci. Sì, vabbè... Ma a prescindere da Antonucci c'è un grandissimo non penso gruppo. che sia soltanto Antonucci insomma, l'elemento più importante della squadra, è l'elemento con più esperienza, però ci sarà anche una squadra intorno mi permetto di sciorinare un paio di nomi. C'è un Giovanetti, un Calvo, Raciti, che sono lì praticamente da quando hanno cominciato. Come ne parla? Quando ma sai perché, Ettore? Ma se la regia ci dà la possibilità di avere un primo piano, va in estasi quando parla del Milo. Ma sai perché? Perché quando hanno cominciato questa squadra c'ero pure io. Poi io evidentemente abbiamo capito perché allora tifa Milo. Però a prescindere da tutto, il Milo oggettivamente sta veramente facendo un campionato bellissimo. Dario Di Bella, io all'inizio ti ho presentato come un giocatore di categorie insomma decisamente superiori rispetto a quella in cui stai giocando, ma che cosa è successo? Ci sono pochi soldi, pochi rimborsi benzina, pochi rimborsi spese, oppure la voglia anche un po' di insomma creare un nuovo gruppo e una nuova esperienza? Magari dopo Paternò, che a dicembre sappiamo tutti com'è andata. C'è l'amico nostro Montalto pure con noi. Conosce bene il problema. È arrivata la chiamata del Canalicchio, dove ho visto un progetto molto interessante e quindi ho preferito magari iniziare dalla seconda categoria per arrivare in alto col Canalicchio, tutti insieme. Abbiamo un gruppo molto unito, siamo amici. Questo è importante, Questo è molto importante. Soprattutto in queste categorie. Tempo, tutti, in queste categorie è fondamentale. È fondamentale. Bene, allora buona fortuna e speriamo di, insomma, di vedervi prestissimo ancora più dentro la zona playoff. Certo. Ok? Speriamo. Perfetto. Gianluca Barbagallo, noi siamo quasi in chiusura. Abbiamo le ultime email che sono arrivate. Abbiamo un'amica che ci saluta da Augusta, si chiama Rosa Conti, che ci fa i complimenti per come andiamo a sciorinare il calcio dilettantistico. Il calcio devo dire che il calcio dilettantistico ha finalmente guadagnato grazie al buon Tortorici. Adesso andiamo a testare grazie alla redazione di penalty. Ci sono tanti ragazzi che lavorano. Io anzi, se mi permetti, scusami se ti interrompo, volevo sottolineare questa cosa. Non bisogna identificare soltanto in Ettore Tortorici il progetto penalty. C'è una redazione, c'è Gianluca Barbagallo, Dario Giuffrida, Luca Loisi, la genesi dell'idea, Alessio Di Mauro, ci sono le penaltine, c'è Daniele Gambino, c'è lo dimentichiamo le penaltine, soprattutto le penaltine. Siamo contenti, c'è anche Carmelo Puglisi, voglio dire che è un acquisto recente. Sì, al mercato quello di novembre l'abbiamo acquistato, quindi però ci fa piacere quando insomma arrivano delle email dove sottolineano che comunque questo progetto è interessante. Infatti, giusto? E questo è il contenuto della mail della nostra amica che ci ringrazia. La ricordiamo di nuovo l'email perché noi durante la settimana ne riceviamo altre e poi così le leggiamo. Riusciamo anche a rispondere. Penalty se starete @libero.it oppure attraverso la pagina di Facebook che è Programma Penalty su Facebook, quindi basta digitare, trovate le nostre belle faccine, magari quelle delle penaltine sono più gradevoli, le nostre voglio dire. E voglio anche ricordare una cosa molto importante, che dalla prossima settimana partirà ufficialmente il sito di Penalty, www.trasmissionepenalty.it. questa è una news che sto dando in anteprima a chi ci segue in questo momento da casa, e non soltanto da casa ma anche attraverso il computer.
Salutiamo Dario Di Bella, un in Buonasera. bocca al lupo per la stagione con il Canalicchio, ci saluti tutti i ragazzi del Canalicchio perché sicuramente ci stanno seguendo. grazie. Un saluto soprattutto a Manuli che conosco personalmente, grandissimo talento, Grandissimo talento. avrebbe potuto fare molto di più e lui lo sa perché gliel'ho detto tantissime volte. Ci conosce bene. E infatti, un saluto a Dario Giuffrida. Ciao Ettore, Grazie, io Dario. voglio salutare anche gli amici del Canalicchio, però in bocca al lupo, ma dalla prossima ancora. Settimana prossima comunque la seconda non gioca. Non gioca, Teniamo ma a ci dire. sono un paio di recuperi interessanti. Benissimo, salutiamo anche Gianluca Barbagallo. Ciao Noi quando Gianluca. ci rivedremo, sì. Noi ci rivedremo molto presto perché colgo l'occasione per ricordare l'Angelo, per chi visto. ci segue giustamente su Stessa Rete, da domani parte la trasmissione su Sanremo, Volando a Sanremo, a partire dalle 16:30 sino alle 17 racconteremo il Sanremo 2012. Salutiamo anche la nostra Giada, la Nonché salutiamo. penaltina. Nonché penaltina, Un la saluto a salutiamo voi. e... Un saluto Sì. a voi e un saluto a tutti. Saluta tu, chiudi tu la trasmissione, dai, chiudi tu. Allora, vabbè, No, non se l'aspettavo. vi ricordo sempre il nostro appuntamento ogni domenica, sempre qui a Penalty alle 19. Siamo in replica anche la domenica sera alle 23:15 e il lunedì alle, aiutami Lunedì tu? alle 10:15. Ah, perfetto. Grazie a tutti coloro che ci seguono ogni domenica e ci rivediamo alla prossima. Benissimo, con il saluto di Giada noi ci congediamo e appunto diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci a tutti.